ben salda, che è quello che ogni persona deve avere un ruolo, perché è quello che i cittadini ci hanno chiesto e anche il consenso che abbiamo ottenuto significa che dobbiamo portare avanti questi punti che sono fondamentali. È la gente che ci chiede che la politica deve in qualche modo diventare più professionale, ma nel senso che chi si dedica ad un'attività, come per esempio è il consigliere regionale, che non è un ruolo banale, è un ruolo molto impegnativo, deve fare il consigliere regionale, deve dedicarsi con il suo, deve dedicare tutto il tempo che ha a disposizione, vista anche la retribuzione che comunque noi consiglieri... Collega Conte, è diventato rosso e tutti indicano lei, quindi per favore, grazie Brusco. Visto che anche la retribuzione che abbiamo è una retribuzione ben cospicua, io volevo chiedervi una cosa: avete votato una legge regionale, tra virgolette, virtuosa, una legge regionale, io non ho assistito a quella discussione, però voi sapete le motivazioni. Cioè, basta un attimo, se non riesce a controllare il suo telefonino, esce o le facciamo un corso accelerato, ma per piacere, siamo in aula. Dai. Ok, Brusco, prego, scusi. Avete votato una legge regionale qualche anno fa, non secoli fa, qualche anno fa, che io ritengo anche virtuosa. L'unica regione, una delle poche regioni a non avere la possibilità di avere un incarico doppio in varie sedi istituzionali. Non capisco perché ora andate a guardare nella regione delle eccellenze, la regione che viene sempre venduta come la più eccellente d'Italia, andiamo a guardare chi magari in questo stato si sta comportando peggio di noi. Era una virtuosità, una virtù quella che avevamo in questa regione. Probabilmente per accontentare qualcuno che siede in questo consiglio andiamo a guardare altri territori. Non capisco perché avete scelto ieri di togliere il limite ai consiglieri regionali, poter fare i mandati all'infinito. Non capisco perché non vi accontentate di quello. State trasformando una bella legge elettorale, credo che sia nata da un compromesso, ma una buona legge elettorale, in un obbrobrio di legge, una legge che sarà comunque etichettata come legge della Lega Nord, sarà etichettata come una legge ad personam. Chiedo ad esempio il consigliere assessore Coletto, lei avrebbe tempo di fare anche il consigliere comunale in un comune, nel suo comune di residenza? Presidente Ciambetti, visto che è sempre impegnato, c'è sempre, questo lo riconosco, è una persona che come l'assessore, come tanti assessori qui presenti, si dedica, chiaro, ma visto che volete dividere anche i due ruoli, avete il tempo, rispondete, avete il tempo di occuparvi anche del vostro comune? Io credo che lo fareste appunto male, fareste male entrambi i ruoli che volete intendere attribuire anche al consigliere comunale. Rimaniamo fermi su quella che era le disposizioni della legge precedente. Ci sono degli emendamenti provenienti da tutte le minoranze che chiedono l'abrogazione di questo articolo. Credo che sia un buon segnale, visto, ripeto, anche la modifica di ieri che attribuisce al consigliere regionale la possibilità di essere eletto all'infinito. Eliminare questo articolo, a meno che voi non abbiate paura di non essere più rieletti, che allora dovete ripianare verso un consiglio comunale qualsiasi, però non dovete preoccuparvi perché comunque un posto in qualche partecipata come il Corecom, come in A4 Holding, come in CAV lo troverete, visto che avete già sistemato tante persone che sono passate dal vostro partito.